Non ci sono stati ancora errori, ma sembra piuttosto sofferto il percorso di Roger Ibost e direi abbastanza annunciato il primo errore, sottolineato dal pubblico con un sospiro. Ce la sta mettendo tutta per dare un po' di brio al proprio cavallo Roger Ibost, ma Lolita oggi non sembra volerne sapere. Torna sui propri passi dopo quel brutto rifiuto, una disobbedienza in prossimità dell'ultimo ostacolo, superato il verticale, ma sono 12 le penalità, superato abbondantemente anche il tempo concesso dal direttore di campo. Fuori gioco dunque anche Roger Yves Bost, e per i francesi le soddisfazioni non sono state molte fin qui. Vediamo se ne arriverà una da Kevin Stout, che monta Le Prestige Saint-Lois, stallone self-français di 10 anni, figlio di Kidam de Revel. Eccolo Kevin Stout. A livello giovanile, nella categoria Young Riders, ha ottenuto la medaglia d'oro a squadre ai campionati europei nel 2000 con Crocodile Man. Per ora si è qualificato un francese, Michel Robert con Madame Pompadour, altri non hanno lasciato il segno. Ora Kevin Stout. In seguito i francesi avranno ancora una carta da giocare. Partirà per ultimo nel percorso base proprio Julien Epaillard con L'Oups de Batilly. Sembra particolarmente centrato Le Prestige Saint-Lois, che nel tratto piano scalcia, un vezzo che piace particolarmente al pubblico. Caratterino bizzarro quello di questo cavallo, che però meritatamente si qualifica per il barrage. Gesto di esultanza da parte di Kevin Stout, profeta in patria, di fronte al proprio pubblico, si qualifica per la parte conclusiva di questa gara di Coppa del Mondo. Dunque un altro francese qualificato dopo Michel Robert, Kevin Stout, settimo binomio che raggiungerà l'appendice di questa categoria. 8 binomi al termine del primo percorso. Comincerà per l'Irlanda Dennis Lynch con l'Antinus, cavallo di origine tedesca, un annoverano di 11 anni. Dennis Lynch è un cavaliere giramondo come un po' tutti quelli che fanno parte di questo circuito, non difetta di esperienza, particolarmente affiatato con l'Antinus, che è un saltatore di ottime qualità. Ha superato l'ostacolo d'assaggio, l'oxer iniziale. Bene anche sul verticale in bianco e viola. Ecco i qualificati. Sono 7. Questi i primi 5, ed ecco gli altri 2, Marco Kuscher e lo abbiamo appena visto Kevin Stout. I qualificati entreranno in campo in barrage seguendo lo stesso ordine di partenza che avevano nel percorso base.
superata anche la triplice, molto veloce Lantinus, tenuto sotto pressione dal proprio cavaliere. Arriva proprio all'ultimo ostacolo, l'errore per il binomio irlandese, davvero un peccato. Guardate il tempo, 62-34, era stato rapidissimo e dunque, nonostante non possa entrare in barrage, Dennis Lynch può ambire alla conquista di qualche punto, perché fra quanti hanno commesso 4 penalità sarà certamente in una posizione di privilegio per via di quel tempo davvero importante. In caso di parità di penalità il cronometro diventerà importante sia in barrage che per l'assegnazione delle rimanenti posizioni. Ora Ludo Philipp Peierls per il Belgio, che monta Cassini, cavallo intero, uno Steiner, dal mantello Sauro, 11 anni, Cassini Jack. Philipp Peierls è nato nel 63 a Genk. Per lui esperienze olimpiche: Barcellona, Atlanta, Sydney, Atene, 2 quarti posti individuali in Australia e in Grecia. Il suo cavallo migliore, che poi è stato anche un riproduttore sensazionale, è stato Darko. Sono già 2 gli errori per il cavaliere belga. Per niente facile anche l'Oxer appena superato. E poi vi rendete conto, amici all'ascolto, della difficoltà dell'ultimo dritto, che arriva dopo una girata piuttosto impegnativa, poca possibilità di rincorsa per affrontare il verticale nel migliore dei modi. Su quell'ostacolo in molti hanno commesso errore. Sono arrivati prima invece gli errori di Ludo Philipp Peierls, che conclude con 8 penalità in sella a Cassini Jack. Lo speaker ufficiale di Bordeaux ha già annunciato l'ingresso in campo dell'austriaco Thomas Fruman, che monta The Sixth Sense, un castrone di 13 anni di origine tedesca, viene dalla Westfalia. Thomas Fruman è nell'Albo d'Oro della finale della Coppa del Mondo. Ha ottenuto questo splendido risultato nel 1992 a Del Mar, negli Stati Uniti. In quella circostanza montava Genius. Thomas Fruman è un cavaliere prestigioso, l'altro austriaco 3 volte presente nell'Albo d'Oro della manifestazione, Ugo Simon, che vinse addirittura la prima con Gladstone e poi è andato a bersaglio altre 2 volte con E.T. Giubba verde sgargiante per Thomas Fruman. Perfettamente intonata del resto con il cuffino di The Sixth Sense. Con un po' di fatica siamo arrivati all'ultimo segmento del percorso, però senza errori, triplice, operata abbondantemente. Errore su questo Oxer. Penultimo ostacolo fatale per Thomas Fruman, che ha buttato alle ortiche la possibilità di arrivare fino in fondo a questa gara. Un ottimo percorso comunque quello di The Sixth Sense, che in giornata di Vena ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli.
Sempre 7 i qualificati: Pius Schwitzer, Michael Forsten, Michel Robert, Albert Suer, Gerko Schröder, Marco Kutscher, Kevin Stowe. E adesso la campionessa europea in carica, la detentrice del titolo, avendo vinto l'ultima edizione della finale di Coppa del Mondo, la tedesca Meredith Michels-Berbaum, che monta Shutterfly, annoverano di 16 anni, affiatatissimo con la splendida amazzone americana di nascita, tedesca, dopo aver sposato Markus Berbaum, altro cavaliere di livello internazionale. Anche Meredith alla ricerca di punti importanti per rendere più pingue la propria classifica. Non ha partecipato a tutte le prove Meredith, ha saltato le prime 3, subito un esordio vincente a Stoccarda, poi ancora 15 punti ottenuti a Ginevra e il suo totale per il momento è di 35, 11ª posizione. Certamente la ritroveremo fra i protagonisti della finale di Las Vegas. Una finale che si disputerà nella città americana dal 15 al 19 di aprile. Quattro penalità nel tempo di 66,02 per Meredith Michels-Berbaum, disappunto anche del pubblico che avrebbe voluto vedere questa amazzone prestigiosa fino alla fine. Così non è. Esce di scena Meredith Michels-Berbaum. Dunque stesso destino rispetto al cognato Ludier, che addirittura è stato costretto al ritiro. Ma la gara non concede tregue, infatti sta per entrare in campo il campione del mondo individuale, il belga Jos Lansing, che monta Valentina Van Heike, femmina di 11 anni. Jos Lansing, dopo il titolo prestigioso ottenuto nel tempio di Aquisgrana in sella a Cavalor Cumano, ha attraversato un periodo piuttosto opaco, non facile rimpiazzare un saltatore di quel livello. Sta cercando di portare a un buon grado di rendimento Valentina Van Heike. Per ora Lansing è 15° con 33 punti, però Valentina si è ben disimpegnata proprio nella tappa che si è disputata recentemente a Zurigo. Dunque cavalla in progresso che certamente la mano maestra di Jos Lansing potrà portare a ulteriori miglioramenti. Valentina in diverse circostanze è apparsa poco concentrata, disattenta, un po' troppo animata, e ci vuole la pazienza e il mestiere del campione del mondo per ritrovare il giusto binario, l'impostazione più corretta. Ora comunque la femmina sembra essere in giornata super e dunque arriva una bella soddisfazione anche per Jos Lansing, che si qualifica in sella a Valentina Van Heike, 8° binomio qualificato. Sarà un barrage come al solito combattutissimo. Per ora 8, ma
Dobbiamo ancora vedere Robert Whittaker per la Gran Bretagna, Jessica Curtin per l'Irlanda e Julien Epaillard, beniamino francese. Ottimo percorso di Jos Lansing, carezze per la sua Valentina. Uno dei tanti rappresentanti della famiglia Whittaker. Si tratta del giovane Robert, classe 1983. A livello juniores e Young Riders ha ottenuto 3 medaglie d'oro a squadre nei campionati europei, dunque sulle orme dei grandi John e Michael. Robert Whittaker, che è in 52esima posizione, ha ottenuto punti soltanto nella tappa di Londra, 9 punti per lui. Sfuma la possibilità di andare a fare compagnia ai migliori. Già le prime 4 penalità per il cavaliere inglese, che deve ancora affrontare l'ultimo segmento del percorso, che nasconde ancora diverse insidie, ma arriva il ritiro per Robert Whittaker dopo il secondo errore. Non vuole chiedere un ulteriore sforzo al suo Lacroix, cavallo di origine tedesca, un Holsteiner. E dopo Robert Whittaker si preannuncia ancora spettacolo, infatti sta per entrare in campo l'irlandese Jessica Curtin. Jessica è riuscita a imporsi nella tappa di Lipsia e poi in quella successiva a Zurigo con la sua Castle Forbes Libertina. Insieme la bionda amazzone irlandese e la splendida saltatrice costituiscono un binomio affiatatissimo, difficile da battere. Nella circostanza però Jessica concede un po' di riposo alla sua Libertina e dunque monta Quibel, che è una femmina di 15 anni, figlia di Kidam de Revel, non certo all'altezza di Castle Forbes Libertina. C'è l'errore in uscita dalla doppia gabbia e poi un rifiuto di fronte a questo largo in verde e giallo. Salgono a 8 le penalità per Jessica Curtin, che dopo 9 tappe è in 7ª posizione con 40 punti. Anche nella scorsa stagione seppe imporsi in 2 tappe di qualificazione. Certamente Quibel non è libertina. Arriva il ritiro per Jessica Curtin, che vedremo fra i protagonisti, questo è quasi sicuro, della finale di Las Vegas. Fra l'altro Libertina ha un affiatamento con questa amazzone assoluto, dotata di grande rispetto, di regolarità e di una punta di velocità straordinaria. Cavalla molto duttile, insieme costituiscono un osso duro per tutti. Non si qualifica Jessica Curtin e dunque resta da vedere la prestazione del francese Julien Epaillard, che monta Loup de Batilly, castrone Saint-Français di 10 anni. Julien Epaillard può far salire a 9 il numero dei qualificati. Si chiude il percorso base proprio con un cavaliere di casa. Il pubblico di Bordeaux spera che
Julien Epaillard sia il terzo transalpino qualificato dopo Michel Robert e Kevin Stowe. Indenne sulla doppia gabbia. Grande incertezza in prossimità del verticale in bianco-verde, ma non c'è errore. Seconda gabbia, errore in uscita, dunque non si qualificherà Julien Epaillard. Due soli francesi nell'atto conclusivo di questa categoria. Replica l'errore Lux Batilly, già 8 penalità, triplice superata. Ultimo tratto del percorso, bene sull'Oxer. Verticale conclusivo, superato, 8 penalità e dunque avremo un barrage per 8 binomi. Fase conclusiva della categoria che vedremo fra pochissimo dopo un breve break. Un computer, un mouse, un collegamento internet ed è subito TV, anzi Rai.tv, il nuovo portale con il meglio della produzione Rai. Oltre 14.000 ore di audiovisivi tra intrattenimento, fiction, radio e approfondimento. Digitando www.rai.tv potrete accedere ad un menu di ricerca dove scegliere cosa vedere e anche cosa scaricare. È pronto? Arrivo! www.rai.tv è sempre online. Rai, di tutti, ancora di più. Bordeaux, Francia, 10ª tappa della Coppa del Mondo di salto ostacoli, Lega dell'Europa occidentale. 39 binomi al percorso base che vi abbiamo proposto, 8 in barrage, 2 per l'Olanda, 2 per la Francia, poi rappresentanti di Germania, Belgio, Finlandia, Svizzera. Nessuna amazzone in questo epilogo di categoria. Apre il barrage lo svizzero Pius Schwitzer con Unic. Il direttore di campo, il tedesco Frank Rothenberger, ha previsto un percorso di 250 metri, il tempo accordato di 45 secondi, 7 ostacoli per 8 salti, è rimasta una combinazione, una gabbia. Ha commesso il suo primo errore il cavaliere elvetico. In caso di parità di penalità fra due o più concorrenti, classificherà il tempo impiegato su questo secondo percorso e quello di Pius Schwitzer è di 36,19, però c'è quell'errore, 4 le penalità in sella ad Unic. Otto qualificati. Possiamo dire che al nono posto, che otterrà punti, c'è Dennis Lynch, l'irlandese, che in sella all'Antinus è stato il più veloce fra quanti hanno commesso 4 penalità sul percorso base. Per la Finlandia ora, Michael Forsten monta Isaac du Jonquet. Per Pius Schwitzer il ruolo scomodo di apripista, è stato il primo a entrare in campo, intanto c'è l'errore da parte del finlandese che aveva cercato di accelerare fin dai primi tempi di galoppo e in effetti sembra più veloce rispetto allo svizzero. Rimangono 4 le penalità nel tempo di 35,10, in effetti era più veloce e si porta al comando della classifica. Ancora 6 binomi da vedere e si scalda l'atmosfera, l'ambiente per l'imminente ingresso in campo di Michel Robert, Francia, Madame Pompadour, uno dei due francesi ancora in lizza. Ricordiamo l'unico portacolori italiano, Omar Bonomelli, in sella Quintero, ha commesso un errore al percorso base. L'esperienza di Michel Robert, che ripassa
la lezioncina in qualche modo cerca di memorizzare le insidie del percorso ideato da Frank Rothenberger. Il pubblico sottolinea il primo errore di Michel Robert. Tra l'altro Madame Pompadour non era neppure così veloce. Va a concludere con 4 penalità nel tempo di 37,12 alle spalle sia di Michael Forten che di Pius Schwitzer. Ancora un'immagine rallentata di uno dei passaggi del binomio francese. Continuano gli applausi, il pubblico molto appassionato. Buona comunque la prestazione di Madame Pompadour e Michel Robert, e adesso tocca a uno dei binomi più attesi. Eccolo sullo sfondo, si incrociano Michel Robert e Albert Suer, attentissimo. Sfila uno per uno gli ostacoli predisposti dal direttore di campo. Non c'è bisogno di affinare l'intesa con il fantastico Okidoki. I due ormai si conoscono a memoria, e se sono il cavaliere in condizioni fisiche buone e il saltatore in forma, allora si ha un cocktail estremamente prestigioso, un binomio di livello mondiale. D'altronde il pubblico di Verona in 2 occasioni se n'è accorto, e non soltanto il pubblico veronese, perché Okidoki e Albert Suer hanno ottenuto medaglia d'oro ai campionati del mondo con la squadra, ai campionati europei. Di gran lena verso la parte conclusiva del percorso, sembra una trottola Okidoki che va ad affrontare il largo in oro e verde. Percorso netto, primo doppio netto di questa serata a Bordeaux. Albert Suer ed Okidoki 36,57, più lenti rispetto sia a Pius Schwitzer che a Michael Forten, però senza errori. E dunque d'ora in avanti chi vorrà imporsi in questo Gran Premio di Coppa del Mondo a Bordeaux non dovrà commettere errori sugli ostacoli ed essere più veloce rispetto al 36,57 siglato da Albert Suer, Olanda e Okidoki. Mentre sta entrando Gerko Schröder, altro olandese con Eurocommerce Milano, già vincitori qui a Bordeaux. Rapidamente i vincitori delle tappe precedenti a Oslo, Rutherford Latham, Guarana Champey Spagna, Helsinki, Gerko Schröder inquadrato proprio con Eurocommerce Milano. A Verona Alois Pollmann, Lord Lewis. A Stoccarda Merit Michael Smerbaum con Shutterfly. A Ginevra il sigillo del canadese Eric Lamaze con Hickstead, binomio medaglia d'oro individuale all'Olimpiade in Cina. A Londra Edwin Alexander, Isola Citeaux du Château, attuale leader della classifica. Mechelen, Ludo Philipp Hertz, Belgio, Cavalors Winning. A Lipsia Jessica Curtin, Castle Forbes Libertina, e poi l'irlandese ha replicato nella 9ª tappa a Zurigo. Ora Bordeaux con Gerko Schröder sulle tracce del suo connazionale Albert Suer, e nella parte iniziale molto più veloce di Suer. Eurocommerce Milano tenta il bis prestigioso qui a Bordeaux. I fischi del pubblico, ultimo ostacolo per Gerko, c'è l'errore, peccato davvero, il tempo era ottimo, 34,80, butta al vento
un'ennesima vittoria. Gerko Schröder, che non è soddisfatto per come ha terminato la sua serata in terra di Francia, però può essere contentissimo del suo rendimento nel periodo. Ha forse un pochino esagerato, è stato veloce come il vento, addirittura 34,80 per Eurocommerce Milano, ma pesa come un macigno quell'errore sull'ultimo ostacolo. E per ora è in seconda posizione alle spalle di Okidoki e Albert Suhr. Ma la gara promette ancora scintille. L'ex campione europeo Marco Kuscher, Kornet Obolensky, questo splendido stallone grigio di 10 anni, figlio di Clinton. Ecco la classifica: Suhr davanti a Schröder, due olandesi in testa alla graduatoria, poi Forten, Schwitzer, Marco Kuscher, da battere in caso di percorso netto il 36,57 di Albert Suhr Okidoki. Difficile separare i due fin qui, non abbiamo un ragguaglio parziale. Ultimo ostacolo per Marco Kuscher, arriva anche per il tedesco il doppio netto, si volta verso il tabellone luminoso Marco Kuscher per capire in che posizione potrà collocarsi. 36,64, dunque 7 centesimi peggio di Okidoki e Albert Suhr. Gara fantastica, 7 centesimi. In seconda posizione Marco Kuscher e Kornet Obolensky. Davvero un battito di ciglia, sottolineato da questa smorfia da parte di Marco Kuscher, impeccabile sugli ostacoli, quasi non crede a quello che vede. Alla scritta sul tabellone luminoso Marco Kuscher, 7 centesimi, però è davanti il binomio olandese. In seconda posizione, lo abbiamo appena visto, Marco Kuscher, ancora 2 binomi prima del termine di questa gara davvero avvincente. Cominciamo con il francese Kevin Stowe e Le Prestige Saint-Lois. Poi la chiusura toccherà al campione del mondo Jos Lansing. Ma procediamo con ordine. Kevin Stowe. Sostenuto da tutto il pubblico di Bordeaux, appassionato ma estremamente civile. Avete sentito il silenzio dopo il grande applauso. Qualcuno del pubblico invita chi ancora parla a stare zitto. Momento delicatissimo. Non rinuncia al suo show Le Prestige Saint-Lois, che scalcia prima di cominciare la sua ultima fatica pomeridiana. Ancora in gas, come si dice in gergo, il Sel Français, figlio di Kidam de Revel. È partito a 1000 Kevin Stowe, alla ricerca della sua giornata di gloria davanti al proprio pubblico. Davvero rapido nel primo segmento di gara, l'unica combinazione rimasta, bene anche sulla gabbia. L'errore sull'Oxer, l'Oxer rustico, verticale in bianco e giallo, superato. Sarà interessante vedere il cronometro, perché mi sembra particolarmente veloce il cavaliere francese che va ad affrontare l'ultima insidia. La supera, 36,45, era più veloce rispetto ad Okidoki Albert Suhr di 12 centesimi, però c'è quell'errore che fa la differenza. Sempre al comando Albert Suhr, Olanda, nei confronti di Marco Kuscher, Germania, e Kornet Obolensky. Quindi soltanto il campione del mondo Jos Lansing per il Belgio può togliere la vittoria a Albert Suhr e Okidoki. Jos Lansing monterà Valentina Van Tijke. Ricordo il tempo da battere, 36,57.
poteva esserci conclusione più degna per questa tappa di Coppa del Mondo. Un campione iridato sulle tracce, sulle orme del capoclassifica, il campione del mondo a squadre, Albert Suhr. Gara di altissimi contenuti tecnici. Vediamo se Valentina Van Dijke concretizzerà un ulteriore miglioramento. Ormai abbastanza affidabile la femmina. Vediamo se riuscirà a essere anche incisiva, veloce sul tracciato. La prima impressione dice che è così. Nel primo tratto molto veloce Jos Lansing, che ancora non ha commesso errori, è in vantaggio, in largo vantaggio rispetto a Okidoki. Oxer su Fosso, superato. Emozioni fino all'ultimo. Ultimo ostacolo, errore, incredibile epilogo. La smorfia di Jos Lansing, che era velocissimo, 34,59, ma c'è quel maledetto errore che costa la vittoria a Jos Lansing. Aveva cercato di estrarre il jolly dal proprio repertorio. Jos Lansing c'era riuscito, 34,59, tempo eccellente, ma quell'errore che la regia ci proporrà fra non molto, e dunque la classifica vede ormai definitivamente al comando Albert Suhr, Olanda con Okidoki, in seconda posizione Marco Kuscher, Germania con Tobolensky, in terza l'inquadrato Jos Lansing, Belgio, Valentina Van Dijke, al quarto posto l'olandese Gerko Schröder, Eurocommerce Milano, in quinta posizione Michael Forsten, Finlandia, Isaac Dujonquet, poi Pius Switzer, Svizzera con Unique, al settimo posto Kevin Stowe, Francia, Le Prestige Saint-Lois, all'ottavo posto il francese Michel Robert con Madame Pompadour. Dunque si qualificano due francesi per il barrage, ma occupano rispettivamente la penultima e ultima posizione. Diamo un'occhiata anche al piazzamento di Omar Bonomelli con Quintero, 18° posto, e siamo in grado anche di darvi la classifica dopo 10 tappe. Passa al comando l'olandese Gerko Schröder con 60 punti, che va a scavalcare l'australiana Edwina Alexander con 57, con 51 in terza posizione Steve Gerda, e vediamo dov'è Omar Bonomelli, in 20ª posizione con 25 punti. Dunque si conclude la tappa di Bordeaux con la vittoria di un binomio prestigioso, l'olandese Albert Suhr con Okidoki. Dopo Bordeaux la prossima del panorama internazionale. La Lega dell'Europa occidentale, che ha a disposizione 18 posti per l'episodio conclusivo della manifestazione, prevede l'ultima delle 13 tappe di qualificazione a 's-Hertogenbosch in Olanda. Molti binomi illustri ancora a caccia dei punti per arrivare a Las Vegas, sede della finale, punti che verranno attribuiti dalla categoria mista che stiamo per seguire. Siamo nel pieno del percorso base, i concorrenti senza errori sugli ostacoli e nel tempo accordato accederanno al barrage. In campo uno dei tanti cavalieri olandesi, si tratta di Erik van der Vleuten, che monta VDL Group Tomboy, cavallo di 10 anni di origine olandese. Per il momento soltanto 3 concorrenti sono riusciti a portare a casa il netto. Per l'Olanda Jeroen Dubledam, l'altro olandese Leon Thyssen e poi lo spagnolo Rutherford Latham. Ha già commesso intanto il suo primo errore Erik van der Vleuten, cavaliere che ha partecipato ai mondiali nel 90 a Stoccolma e nel 98 alla rassegna iridata ospitata da Roma. Conclude Erik van der Vleuten con 4 penalità, dunque non si qualifica per la parte conclusiva di questa categoria. Dopo 12 delle 13 tappe previste, al comando Gerko Schröder, Olanda, con 78 punti,
Ampio il suo vantaggio nei confronti del connazionale Albert Zuer, che segue con 59, poi a 57 troviamo l'australiana Edwina Alexander. Thomas Velin è quarto per la Danimarca con 56, lo svizzero Steve Gerda è quinto con 51 punti. In classifica troviamo anche un cavaliere italiano, si tratta di Omar Bonomelli, che è 26esimo con 25 punti, presente qui a 's-Hertogenbosch come nella stagione scorsa, alla ricerca fino all'ultima tappa del passaporto per la finale. Sarà un'impresa difficile, vi proporremo il percorso di Omar Bonomelli in coda al percorso base. Omar è stato il primo a scendere sul campo ostacoli, dunque senza alcun punto di riferimento, mentre ora le immagini si riferiscono al percorso di un altro olandese. Si tratta di Leopold Van Asten, che monta Santana B, femmina dal mantello grigio, di origine olandese, di 10 anni. Già disputate le tappe di Oslo, Helsinki, Verona, Stoccarda, Ginevra, Londra, Mechelen, Lipsia, Zurigo, Bordeaux, Vigo, Göteborg, ora 's-Hertogenbosch, poi la finale che sarà ospitata da Las Vegas dal 15 di aprile, a disposizione del vecchio continente, o meglio della parte occidentale dell'Europa, 18 posti, più naturalmente quello riservato alla detentrice del titolo, che è Meredith Michaels Beerbaum. Ha concluso nel frattempo Leopold Van Asten, 2 errori, 8 le penalità in sella a Santana. Il direttore di campo è l'olandese Louis Konings, che ha previsto un tracciato di 410 metri, il tempo accordato di 71 secondi. 12 ostacoli per 15 salti, previste 2 combinazioni, una gabbia e una doppia gabbia. Striscioni che accompagnano insieme ad applausi l'ingresso in campo di uno dei beniamini locali. Si tratta di Gerko Schröder, cavaliere nato nel 1978 a Tübingen. Ha nel cassetto le 2 medaglie d'oro conquistate con la squadra olandese sia ai campionati mondiali che nella rassegna continentale. Dunque, campione europeo e mondiale a squadre Gerko Schröder, uno dei cavalieri più motivati in questo periodo, ha a disposizione fra l'altro almeno 3 pedine importanti. Nella circostanza si affida a Eurocommerce Milano, che è una femmina di 14 anni di origine olandese. Gerko Schröder protagonista in diverse tappe in questa stagione di Coppa del Mondo. A Oslo vittoria per Rutherford Latham, a Helsinki proprio Gerko Schröder a bersaglio, sempre con Eurocommerce Milano. A Verona il successo di Alois Pollmann con Lord Lewis. A Stoccarda Meredith Michaels Beerbaum con Shuttlefly, intanto il primo errore per Gerko. Quinta tappa al Pala Expo di Ginevra, vittoria del canadese Eric Lamaze, medaglia d'oro individuale all'Olimpiade a Hong Kong. A Londra il sigillo di Edwin Alexander, Australia, Isovlas Ito du Château, poi Mechelen con Ludo Philippe Hertz in sella Cavaliers Wingwood. A Lipsia, ottava tappa, Jessica Curtin, Castle Forbes Libertina intanto conclude mestamente davanti al proprio pubblico Gerko Schröder. Non è un risultato brillante, 12 penalità, probabilmente una delle prestazioni più infelici di Gerko proprio
nella sua Olanda a 's-Hertogenbosch. Ottava tappa Lipsia, poi a Zurigo il raddoppio immediato da parte dell'irlandese Jessica Curtin, sempre con Castle Forbes Libertina. A Bordeaux ha vinto Albert Suer, Olanda, in sella a Okidoki. Poi a Vigo il sigillo di Marco Kuscher in sella a Cash. La 12ª tappa a Göteborg in Svezia, profeta in patria è stato Svante Johansson con Saint-Amour. Ora 's-Hertogenbosch per chiudere questo percorso di avvicinamento a una finale ambitissima. Dopo Gerco Schröder è la volta del brasiliano Álvaro de Miranda, che monta di Piccolien Zeldenrust, che è una femmina di 12 anni. Vi dicevo del percorso ideato da Louis Koenigs. Si comincia con un ox, poi il verticale che ricorda la Federazione Equestre Internazionale, ancora un largo, verticale di barriere, oxer giallo-rosso, poi un verticale molto sottile che mette alla gabbia appena superata, 2 oxer in verde oro, poi il verticale di barriere bianco, la triplice, eccola, quindi l'oxer con i colori della bandiera olandese, ancora il verticale su fosso che sta per essere affrontato dal cavaliere brasiliano, e quindi la seconda delle 2 combinazioni, doppia gabbia, verticale in entrata, oxer, elemento intermedio, le tavole in uscita. Conclude anche Álvaro de Miranda, 12 le penalità, 3 errori sugli ostacoli, un tracciato tutt'altro che facile. Oltretutto Louis Koenigs ha inserito la più difficile delle combinazioni, la doppia gabbia, proprio in chiusura di percorso. È l'ultimo ostacolo, i cavalli arrivano ad affrontare i 3 salti consecutivi avendo già accumulato una buona dose di stanchezza, per cui non sarà improbabile rilevare degli errori proprio su questa combinazione numero 12. Adesso per la Germania Ludger Beerbaum monta Coupe de Coeur, uno stallone grigio di 12 anni, è un Holsteiner, e grigio è un po' tutto l'effetto cromatico dell'insieme di questo binomio, anche la giacca di Ludger tendente al grigio, il campione olimpico individuale dell'Olimpiade di Barcellona. Cavaliere nato nel 1963, ha vinto praticamente tutto quanto c'era da vincere. A livello olimpico anche altri 2 ori con la squadra, Atlanta e Sydney con Ratina Z e God Fever, uno dei migliori esponenti di questa disciplina ormai da diverse stagioni. Anche lui alla ricerca dei punti necessari per raggiungere la finale di Las Vegas. Molto sottile questo verticale di barriere che ricorda la sagoma di una bicicletta. D'altronde l'Olanda, ricordiamolo, ha una tradizione importante nel settore del ciclismo, e il direttore di campo, lo chef de piste, ha voluto dedicare un ostacolo proprio a questa disciplina sportiva. Intanto Ludger Beerbaum va incontro alla parte conclusiva del percorso, verticale su fosso e poi la doppia gabbia. Perfetto, un esempio di pulizia, di classe, di stile. Non delude quasi mai Ludger Beerbaum, che si qualifica, è il 4º in barrage in sella Coupe de Coeur. Dunque qualificati Jeroen Dubledam, altro oro individuale di un'Olimpiade, dunque gara di altissimo livello. Poi qualificato anche Leon Thyssen, sempre per l'Olanda, Rutherford Latham, Spagna. Ora abbiamo appena visto Ludger Beerbaum, Germania.
Restiamo in casa tedesca per seguire il percorso di Daniel Deusser che monta Air Jordan, cavallo intero, un Oldenburg di 13 anni. Daniel Deusser ha dimestichezza con questa manifestazione, infatti ha già ottenuto un risultato eclatante nel 2007 proprio con Air Jordan, che è senza dubbio il suo miglior saltatore, secondo posto nella finale che si era disputata anche in quella circostanza a Las Vegas. Lo scorso anno vittoria di Meredith Michaels Beerbaum in Svezia, a Göteborg. Meredith che è qualificata per la finale di diritto, essendo detentrice del titolo, ha quindi liberato un posto nella zona della Lega dell'Europa occidentale. Concorrenza spietata, dobbiamo dirlo, solo 18 posti a disposizione, ma sono molti di più i binomi competitivi che meriterebbero di partecipare all'atto conclusivo di questa manifestazione, una manifestazione però che deve richiamare cavalieri amazzoni un po' da tutto il mondo per sancire l'internazionalità dell'evento. Solitamente poi la finale si riduce a un braccio di ferro fra chi proviene dalla Lega dell'Europa occidentale e i cavalieri del Nord America, raro qualche altro inserimento. Conclude Daniel Deusser, 4 penalità, un errore che però è sufficiente per estrometterlo dalla gara. Air Jordan, cavallo di mezzi, sempre abbastanza regolare, nella circostanza ha sbagliato una sola volta e la regia ha prontamente riproposto l'unico errore del binomio tedesco. Si danno da fare intanto i collaboratori, gli aiutanti di campo di Louis Konings, mentre è già pronto il belga Ludo Philipp Peers, che monta Cavaliers Winging Mood, stallone grigio di 10 anni, ovviamente figlio di Darko. Ludo Philipp Peers è già bersaglio in una delle tappe di avvicinamento, non dovrebbe avere problemi a raggiungere la finalissima. Ludo è nato nel 63 a Genk, per lui grande esperienza, 2 volte quarto ai Giochi Olimpici, Atene e Sydney, ma altre 2 partecipazioni a 5 cerchi, Barcellona e Atlanta. Vi dicevo di Omar Bonomelli, intanto l'errore per Ludo Philipp Peers. Omar Bonomelli che aveva ottenuto punti nelle prime 3 tappe di questo circuito. Precisamente a Oslo, Helsinki e Verona. Poi il suo cammino è stato, direi, piuttosto regolare, qualche netto che lo ha portato a un barrage molto folto, senza punti, intanto il secondo errore per Ludo Philipp Peers, altre apparizioni con una sola penalità per il tempo superato, qualche percorso con un solo errore sugli ostacoli, insomma grande regolarità da parte di Omar Bonomelli e di Quintero, ma a questi livelli la regolarità a un livello medio non basta, non è sufficiente, bisogna saper estrarre dal cilindro il colpo vincente, impresa che non è riuscita Omar Bonomelli, ancora in gara per un timido tentativo nella speranza di raggiungere una finale che sembra abbastanza lontana. Anche lo scorso anno Bonomelli ci aveva provato fino all'ultimo. Più tardi vi riproporremo il suo percorso, ma adesso è la volta
di un grande, Michael Whittaker, Gran Bretagna.